Io mi chiamo Carlo Toso e sono uno dei, diciamo, regolaristi del Friuli Venezia Giulia che poi si è tramutato in enduro e volevo un attimo raccontare così come è nata la mia storia, la mia carriera agonistica nel mondo appunto del motociclismo. È nato tutto dalla passione che già mio papà aveva come motociclista, che me l'ha tramandata e da lì un po' è nato il tutto. Io già da ragazzino abitavo vicino a una pistina abusiva che si trovava nel Cormor quella volta e già da ragazzino mi ero fatto comprare la bici da cross e io andavo a vedere i miei amici che erano più vecchi di me che già avevano la moto, perciò andavo a vederli e correvo con la bicicletta dietro a loro. Poi fin quando ho raggiunto, diciamo, l'età dove potevo avere il motorino, mi sono fatto comprare il primo cinquantino, si diceva così quella volta, e da lì sono partito. Ho iniziato a correre nel 75, la mia prima gara con l'SVM 50 a Palmanova e la prima gara l'ho vinta subito. Sì, è stata un po', difatti un po' una sorpresa per tutti. E poi piano piano, chiaramente, sono andato a correre, vabbè, anche fuori regione, vincendo diversi campionati regionali, diversi campionati triveneti, finché sono passato con un motoclub di Treviso, dove quella volta era un attimo più facile andare a correre in giro per l'Italia, perché in Friuli ancora non eravamo strutturati bene per queste competizioni appunto in giro per l'Italia. E poi c'è stato da lì un bel incontro con Flavio Zamò, e da dove è partita veramente un bel team, il team Zamoto, dove abbiamo fatto un accordo con PUC Frigerio, con la PUC appunto di Frigerio di Treviglio, e da lì è partito un po', diciamo, il discorso più importante, dove ho cominciato a fare veramente, tra virgolette, il semiprofessionista per poi passare veramente a fare il professionista. Ed era il 1981 dove abbiamo vinto il campionato italiano con una moto come questa, e poi dal campionato italiano abbiamo fatto il campionato europeo. In Italia si chiama, la prova del campionato europeo era la Valli Bergamasche, fatto il campionato del mondo che si chiama 6 giorni nell'enduro all'Isola d'Elba, dove abbiamo vinto la medaglia d'oro, e poi successivamente mi sono dedicato anche ai rally, facendo rally di Sardegna e rally del Titano, che erano i principali rally qui in Italia, per la preparazione per andare a fare i rally africani. Nel frattempo era nata la 12 ore di Lignano, famosa gara internazionale, dove si partiva a mezzanotte e si arrivava a mezzogiorno dell'indomani, gareggiando a coppie, ci facevano 2 ore, poi 2 ore l'altro. Io ho vinto le prime due edizioni, una in coppia con Dino Orioli e la seconda con Giorgio Grasso, che era mio compagno di squadra quell'anno in KTM Farioli. L'anno dopo sono passato con la Yamaha e ho fatto la 12 ore di Lignano con Franco Pico, ed era praticamente l'anno dove avevo già firmato il contratto per andare alla Dakar. Purtroppo nella 12 ore di Lignano io ho fatto una brutta caduta dove mi sono fratturato una gamba, perciò ho saltato tutto il progetto della Dakar perché ho dovuto operarmi, sono rimasto fermo mesi, eccetera, eccetera. Dopo appunto ho ripreso sempre con la Yamaha un anno dopo a correre, ho fatto altri trofei nazionali e dopodiché ho finito la mia carriera diciamo agonistica. Ho corso per circa una ventina d'anni dove sono successe tantissimi aneddoti, tantissime cose un po' particolari da raccontare, che me ne vengono in mente tanti, però diciamo che un paio quelle più, una che mi brucia da una parte perché ho perso una vittoria, invece un'altra un po' particolare dove ho vinto lo stesso avendo una moto un po' come messa a punto un po' diversa, comunque le racconto così in velocità. Una gara di cross qui alla pista di Villesse, dove correvo lì con un Beta 125
ed ero in piena lotta sempre con Eddie, che anche lui correva con Eddie Orioli, che correva con le SUM, anche lui 125 quella volta. Perciò eravamo tutta la gara che ci si sorpassava, un giro avanti lui, un giro avanti io, e finché arriviamo all'ultimo giro dove riesco a infilarlo in una curva. Quando sono a circa 400 metri dal traguardo, più o meno, con lui dietro, ormai la vittoria era già fatta, la moto mi muore praticamente, accelero, wow, wow, fa così e si ferma. Era una gara dove c'era molto fango, aveva piovuto però c'era un grande fango. Mi ricordo che era veramente arrabbiato perché mi sono accostato, ho lasciato proprio la moto così per terra e sono andato via arrabbiatissimo. Infatti è arrivato Flavio Zamò, che quella volta era il mio team manager e mi curava la moto, ci siamo abbracciati, insomma io ero nerissimo. Per farla breve, portiamo a casa la moto, pensavamo, non so, carburatori, robe, perché mancava tipo come fosse mancata la benzina. Dopo una settimana che Flavio diventava matto in officina, praticamente si è accorto che lo sfiato del tubo del serbatoio si era ostruito col fango e chiaramente non arrivando aria era bloccato, non arrivava aria benzina al carburatore. Questa è stata un po' una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare. Invece l'altra un po' più bella arriva, adesso non mi ricordo l'anno, mi pare che era l'87 forse, vabbè. Era il primo anno dove la federazione aveva deciso di introdurre i 4 tempi nei vari campionati ed è arrivata subito alla prima gara il PUC 4 tempi 500, era una moto innovativa, chiaramente con tutta la gente che voleva vedere sta moto, e abbiamo la prima gara sul Piancavallo e montavano nuove anche lì le forcelle con le valvole per l'aria sugli steli delle forcelle, perciò andiamo a fare sta gara, parto, faccio il primo giro, la moto a me sembrava che di assetto davanti scappasse da tutte le parti, perciò tutta la gente nel box a vedere sta moto perché era veramente una cosa nuova. Parlo con Flavio, chiaramente in parte dentro il furgone, gli dico: Flavio, guarda che la moto è inguidabile, io qua non sto da nessuna parte, rischio di cadere ogni momento. Vabbè, dai, proviamo a pompare un attimo le forcelle, vediamo se migliora. Va bene, ok. Adesso non mi ricordo la taratura, eccetera. Comunque parto. Arrivo al secondo giro, gli ho detto: guarda, ancora peggio di prima, io qua veramente mi ammazzo, perché poi era una speciale in linea molto pericolosa in mezzo a delle piante, eccetera. Vabbè. Morale della favola, finiamo la gara, io nonostante l'assetto non giusto della moto faccio l'assoluto, l'indomani, lunedì, arriviamo in officina, chiamiamo Frigerio, la moto è allucinante, non sta in strada, ma cos'è sta roba, insomma, per farla breve, gli sfiati servivano a spompare l'aria che si creava dalle forcelle, non a pomparla e a indurire gli steli, difatti la moto non stava in strada. Ecco, questo è un altro aneddoto che mi viene in mente, un po' particolare. Ecco, poi ce ne sarebbero di aneddoti da raccontare tantissimi in una carriera di 25 anni di corse. Allora in quegli anni lì i percorsi si potevano provare, però le prove speciali no, come adesso. E chiaramente quella volta c'era la scuola bergamasca che dettava legge e loro erano sempre più bravi, più furbi, quelli che hanno inventato l'enduro, eccetera, eccetera, eccetera. Eravamo a correre in provincia di Brescia, gara di campionato italiano. A un certo punto c'era una prova speciale molto lunga in mulattiera, che abbiamo fatto un pezzo a piedi, quella volta le potevi provare a piedi i giorni prima, però non l'abbiamo fatta tutta, che era lunghissima, eccetera. Perciò io e di Orioli ci mettiamo d'accordo: guarda, domani mattina ci svegliamo alle 5, mettiamo su, perché quella volta avevamo le moto muletto, c'erano le moto che chiaramente provavi, poi c'erano le moto da gara. Mettiamo su un abbigliamento senza scritte, senza niente, nomi, così non ci conoscono, partiamo alle 5 di mattina e andiamo a provare la prova. Perciò poi pioveva, c'è tantissime cose, buon freddo, buon partiamo, nessuno ci sente, spingiamo fuori le moto piano, le mettiamo in moto lontano dai dove eravamo a dormire. Arriviamo là verso le 5:30, partiamo, facciamo un pezzetto, c'erano gli organizzatori alle 5 di mattina che stavano segnando il percorso, perciò grande fuga, via, alla fine non ci hanno riconosciuto, ci hanno forse riconosciuto, però è andata tutto bene, perciò abbiamo fatto la gara. Ecco, queste erano tutte le furberie che si facevano quella volta. Un'altra che mi viene in mente, sempre gara di campionato italiano, io quell'anno correvo con la Maico, però l'anno dopo avevo già firmato con la PUC per passare con loro,
ed eravamo a Reggio Emilia, perciò arrivo, controllo orario tiratissimo, che dove non facevi anticipo, e arrivo e buco la gomma. E chiaramente col meccanico mi metto d'accordo, invece di cambiare la camera d'aria perché non c'era tempo, di timbrare, passare il controllo orario, poi c'era tipo un casolare abbandonato, lui mi aspettava con la gomma intera, con la ruota intera, che era molto più rapido cambiarla, me la cambiava e il giro dopo rimettevo sulla gomma che era punzonata, perché dovevi avere quelle gomme, non potevi fare queste cose, vabbè. Perciò prendo, paro, timbro, mi metto dentro questo casolare, ma due di loro, di un'altra scuderia concorrente, si accorgono che mi metto a fare sta cosa, arrivano là, mi beccano, guarda, facciamo le foto, disqualifichiamo qua e là, eccetera. Ma era una scuderia che era proprio di Frigerio, perciò era la squadra dove dovevo andare a correre io un anno dopo, perciò anche lì hanno chiuso un occhio, ho finito la gara è andata così bene, insomma, ecco, cioè tutte queste, queste sono due cose un po' particolari che mi vengono in mente adesso.